Ci troviamo a Rivignano dove si sta svolgendo il percorso degli amici alpini del basso tagliamento in vista della dunata di Udine. Stanno facendo il percorso, insomma siamo al percorso intermedio, purtroppo la pioggia ha rovinato in parte il loro, sta rovinando anzi in parte il loro cammino. C'è stato anche l'appuntamento con le scuole che è stato veramente una cosa incredibile e anche commovente da parte dei bambini che hanno voluto vedere da vicino soprattutto i muli, perché non tutti sanno e non hanno avuto l'occasione insomma di vederlo da vicino. Adesso andiamo a sentire un po' le opinioni da parte di coloro che hanno organizzato questo evento, vediamo se si gira il responsabile. Buonasera, se si gira. Allora, siete partiti ieri quasi col sole, adesso la pioggia, ma gli alpini non si fermano. Non hanno paura. Innanzitutto non sono responsabile perché forse ecco meglio il portavoce di questi 7 gruppi che per l'occasione si sono messi assieme per 2 motivi fondamentali. Uno che sono poi i fondamenti dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi è quello della memoria, come abbiamo fatto prima, ci siamo presentati ai ragazzi delle scuole primarie, e quello della solidarietà. Infatti noi con questa marcia intendiamo anche raccogliere dei fondi per poi destinare alle associazioni che si occupano dei malati delle malattie degenerative. Nello specifico l'associazione che si occupa di malati di Alzheimer. Una cosa importante da sottolineare, lei l'ha detto, no? Il discorso della solidarietà. Purtroppo c'è sempre il bastian contrario che fa critiche nei confronti degli alpini, eccetera, eccetera. Invece voi siete sempre in prima linea quando serve, quando l'emergenza chiama, la penna nera è sempre in prima linea, questa è la realtà. Sì, ma noi rispondiamo a chi ci critica semplicemente solo con i fatti. E questo è quello che sappiamo fare meglio. Quanti chilometri in totale farete nel corso di questi 3 giorni? Partiti da Lignano fino al campo che abbiamo noi in via Cividale sono esattamente 82 chilometri. Sono 2 pernottamenti nel frattempo, non lungo il percorso? Sì, sono 2 pernottamenti, anzi per l'esattezza 3, perché il primo è stato fatto ieri sera a Latisana nel campo allestito di fronte alle scuole elementari. Questa sera saremo a Torsa di Porcenia, mentre poi giovedì sera saremo a Santa Maria di Sclaunicco. Come si chiama la cavalla? Balla la cavalla, balla la cavalla, direbbe qualcuno. Allora abbiamo qua il nostro amico che è responsabile degli alpini di Rivignano, Teor, insomma possiamo dire bell'evento, soprattutto grande risposta, poi ti intervistiamo anche te. Sì, sono riuscito a passare anche di qua, purtroppo il tempo non è stato clemente, ma comunque vedendo quanta gente c'è qua è andata benissimo, e anche alle scuole abbiamo avuto un bel afflusso di gente e anche erano tutti contenti poi a vedere. Ho visto in occasione del canto da parte dei bambini, no? Quando hanno cantato soprattutto la poesia in friulano, no? Ho visto tanti occhi lucidi. Sì, perché dato che l'hanno cantata sia in friulano, in inglese e in italiano, c'era, sì, gli occhi brillavano un po', diciamo. C'è stato un po' di commozione. Sì. È quella cosa importante che prende al cuore, che serve proprio per in questi momenti particolari. Senti, approfittiamo del fatto, voi come Rivignano Teor siete presenti sia a Codroipo che a Udine, no? Chiaramente. Sì, siamo a Codroipo, diamo una mano a gestire un po' il chiosco, quelle cose lì, e anche a Udine aiutiamo quelli di Torsa anche, e saremo presenti poi in sfilata. E poi insieme a tutta la sezione a dare la mano, servizio d'ordini e quanto serve. Complimenti e buon lavoro. Allora. Grazie. Ecco, allora, vice sindaco Vello, bella iniziativa per accogliere, no, gli amici alpini, soprattutto lanciare un messaggio chiaro: gli alpini sono festa, gli alpini sono gioia, ma gli alpini sono anche solidarietà, lavoro e portare avanti sempre e mai da U. Sì, questa è un'iniziativa bellissima ed è un regalo straordinario che ci hanno fatto, e soprattutto nel tragitto che abbiamo percorso insieme a loro, soprattutto il momento di condivisione con i bambini della nostra scuola primaria di Rivignano è stato davvero molto emozionante, toccante davvero. È un incontro, come ho detto prima, è uno scambio di doni, ha emozionato tutti ed c'era anche una bellissima presenza di genitori e di persone, insomma è stato
davvero bello. Sì, gli alpini sono molto altro, sono tanti valori e soprattutto è storia anche, perché anche la presenza dei muli oggi ha significato anche portare ricordo di quella esperienza condivisa fra le persone, fra gli uomini e gli animali, entrambi naturalmente impegnati nei conflitti che hanno sofferto le vicende della guerra, per cui davvero grazie di cuore agli alpini per la presenza qui a Rivignano oggi. Grazie a lei. Grazie. Allora, siamo vicini a uno dei conducenti dei mezzi quadrupedi, ricordiamo i muli, insomma i salmieri, come si direbbe in gergo tecnico. No? I conducenti. Allora, reparto lei dove ha svolto il servizio militare? A Tolmezzo. Dunque terzo da montagna. Sì, terzo da montagna. Nel quinto e 90 noi già i muli non ce li avevamo più, perché erano stati dismessi credo l'anno prima. Fine anni 80. Sì. Di pensione. Esatto. Ecco, questi ricordiamo però non sono muli di servizio, perché purtroppo l'ultimo ci ha lasciato qualche anno fa. Qualche anno fa a Treviso, se non sbaglio, ne aveva 40, insomma. Iroso, sì. Senta, che emozione è ogni volta riprendere in mano e tornare, diciamo, per qualche giorno ai giovani vecchi fasti, insomma. Ma noi è la terza volta che facciamo queste marce, l'abbiamo fatta a Pordenone con i mezzi storici anche quella volta, l'abbiamo fatta a Treviso nel 2017 ed è bello perché comunque insomma portiamo memoria, portiamo storia e portiamo solidarietà. Allora abbiamo il capogruppo di Pertegada, immagino sia il conducente del... come si chiama? Questa si chiama Africa. Ecco, allora quanti anni già che partecipa? Questo è il primo anno che faccio la camminata. Dove ha svolto il servizio? Bolzano, il quarto corpo d'armata, sì. Senta, è bravo sulla strada, si comporta È bene? brava perché è una femmina, è bravissima. Sì, lei sì. Infatti c'ha l'occhiolino da furba. No, è buonissima. È veramente... Vignano ha ospitato la partenza quest'anno di questa bella iniziativa, abbiamo detto solidale, soprattutto per mantenere vivo sia lo spirito degli alpini, ma soprattutto ricordare che ci sono persone che hanno sempre bisogno di una mano. Bravo. E come si dice, la penna scrive e non lascia mai l'inchiostro spandutator. Allora, da notare che noi siamo alpini di quota zero, alpini di mare, messi in montagna naturalmente e ben fatti lì. Ha fatto tutte le dunate, sia a Pordenone sia a Peit, in dai 81 per Furlan, però resisto ancora, parto si fa lì. Questa non è una donata lì, è una donata mangereccia, che si mangia e si beve, si mangia qui, però orgoglioso di averlo fatto. Ogni tanto non arrivo chiaramente in monti su dei col, però sono presente e sono orgoglioso di farlo. Probabilmente sarà anche l'ultima che faccio. No. Le signore sono infinite. Bravo, ma so, arriva a 81 più IVA, arriva ma no, va bene così.